iniziato? Io ho iniziato perché volevo raccontare storie e volevo farlo con tutta la bellezza e tutta la verità che questa attività deve avere. Ciao, benvenuti a una nuova puntata. Oggi ragazzi parliamo di libri, parliamo di cultura, parliamo di scrittura perché l'ospite di oggi è un giovanissimo scrittore, ha vinto a 18 anni il premio Campiello Giovani, è stato, pensate, definito dalla stampa uno degli under 25 più promettenti al mondo. Matteo Porru. Ciao Matteo, ben Ciao trovato. Marzia, bentornata. Come stai? Molto bene, sono contentissimo di rivederti. Sì, perché da non ci tanto. vedevamo da un bel po', perché tanto retroscena, questa struttura dove stiamo registrando la puntata è una struttura nuova. Io ho conosciuto UTG della prima ora, quando fu praticamente fondata qualche anno fa, ed era in una sottopassaggio, cioè una rampa che portava sotto. Per arrivare qui c'è la rampa che porta su. Quindi siamo passati dal basso livello all'alto livello. Ed è bellissimo, perché poi vedi anche come una realtà cresce, come si sviluppa e il modo in cui trova una nuova dimensione o cerca di cambiarla per migliorarsi. E secondo me questa è una delle forze di UTG, lo è sempre stata ed è stata anche la tua. Grazie, ma parliamo ovviamente di te, perché sei in un momento della tua vita molto intenso sicuramente, però importante, no? Sì. Che cosa bolle in pentola? Sta bollendo il romanzo nuovo che esce a giorni, si intitola Il dolore crea l'inverno, edito da Garzanti, è il mio quarto romanzo, però ogni volta è come se fosse il primo. Ogni volta è come se fosse il primo perché non ti abitui mai. C'è una particolare emozione nel lasciare andare le cose. Quando quel qualcosa diventa una storia, diventa, nel caso di questo libro in particolare, una storia con cui io ho convissuto per praticamente tutta la mia adolescenza. L'ho iniziata a scrivere praticamente 7 anni fa, diventa un evento importante. È sempre una parte di te che se ne va. Ma non è un funerale, è una celebrazione, un modo in cui le cose poi si sviluppano e hanno un loro corso, e la cosa più importante credo sia assecondarlo e vedere poi dove portano le tante avventure che la vita ci dà, e questa è una di quelle. Senti, che emozione si prova ad essere contattati da un'importante casa editrice che tra l'altro ha un legame particolare con gli scrittori sardi, no? Un legame importante con gli scrittori sardi. Ci sono diversi autori sardi pubblicati da Garzanti. Io questa credo di non averla mai raccontata. Vinco il Campiello Giovani il 15 di settembre. Avevi 18 anni? Avevo 18 anni. E il giorno dopo apro la casella delle mail. E dico, vabbè, vediamo che succede, vediamo cosa arriva. E arrivano 3 mail. Una di queste 3 mail la scrive quella che poi sarebbe diventata quella che è la mia editor Adriana in Garzanti. E io quella mail la ricordo benissimo, perché io penso che sia stata e sia tuttora una delle mail più belle che mi siano mai arrivate. Non era una mail lunga, era una mail molto molto corta, molto sintetica, ma spettacolare, bellissima. Diceva: ciao Matteo, congratulazioni per la vittoria. Che ne dici se uno di questi giorni passi da Milano, ci prendiamo un caffè e parliamo dei tuoi sogni? Fammi sapere, un caro saluto, Adriana Salvatori. Ecco, c'erano altre 2 mail. Io ho risposto solo a quella. E ho risposto a quella perché ho capito la bontà di quel messaggio. Ho capito la sincerità di quel messaggio. E poi mi ha dato ragione quell'istinto, perché lavorare in Garzanti è lavorare in una grande famiglia. Ed è un clima meraviglioso che io speravo di trovare. Io venivo da una piccola media editoria, avevo pubblicato ma non a questi livelli, e quindi ero abbastanza in difficoltà quando pensavo a un domani. Me lo immaginavo grande ma non riuscivo a capire bene i volumi. Okay. E invece mi sono ritrovato in una grande e enorme realtà che però alla fine ti accoglie come una piccola, e credo che sia uno dei più grandi meriti, no? di una potenza, a prescindere da quanto sia potente, il riuscire a trattare tutte le persone come se fossero davvero delle risorse, davvero delle realtà in cui credere da portare avanti. Garzanti in questo senso è una bellissima realtà. E mi ricordo molto bene il momento in cui ho capito che poteva diventare un qualcosa di più che una passione, più di una passione. E lo ricordo perché lo associo a un evento precisissimo. Io avevo pubblicato su un sito che mi ero creato online una raccolta di poesie che si chiamava Il Miraggio. Poi poesia non avrei scritte più, non mi interessava. Però mi incuriosiva il fatto che altre persone potessero vedere il mondo nel modo in cui lo vedevo io, o
meglio il modo in cui vedevo le cose e pensavo potesse interessare a qualcun altro. Retorica a parte, avevo bisogno di urlare al mondo: io vedo le cose così. Avevo bisogno di dire: io c'ero. Ecco, se io ripenso a quel momento, ripenso al me bambino che parla davanti ai ragazzi più grandi e cerca di farsi capire, cerca di trasmettere quello che prova, e se penso al me ragazzino che stampava i racconti nell'ufficio del padre, li rilegava e li regalava in giro, allora sì, mi ricordo perché ho iniziato. Io ho iniziato perché volevo raccontare storie e volevo farlo con tutta la bellezza e tutta la verità che questa attività deve avere. Non so se ci sono riuscito, cioè non so se ho tenuto fede alla promessa che ho fatto a quel bambino, che l'avrei fatto per tutta la vita, però ti posso dire che lo farò fin quando avrò le forze di farlo. Io dico sempre, la mia vita io la passerei in una piazza con un paio di sedie e mezzo dozzina di persone a raccontare storie. Per me quella è la vita ideale.